Un governo che non decide, un governo che non è in grado di assumere responsabilità nell'interesse dei cittadini, un governo continuamente sotto ricatto da un soggetto condannato a 4 anni di reclusione con sentenza definitiva per frode fiscale non è un governo e non merita di governare un paese come il nostro. Ma si può restare senza governo in un momento di emergenza internazionale con quello che succede in Siria? Il problema non è restare senza governo, è ridare la parola ai cittadini consentendogli di avere una volta per tutte un governo. Per quello che si riguarda la situazione internazionale, credo che sia scritto nella nostra Costituzione, noi non possiamo fare guerre, non possiamo partecipare a guerre e per quello che riguarda la situazione attuale, senza leggi dell'ONU sicuramente non si può intervenire. Ma voi pensate che un tentativo di galleggiare con un numero in più al Senato possa dare risposte al Paese? Noi riteniamo francamente di no. Quello che ci rammarica è soltanto il fatto che se votiamo di nuovo si rivota col Porcellum, che noi abbiamo tentato di cambiare nella precedente legislatura come Italia dei Valori e che oltre 1.200.000 persone hanno detto di voler cambiare. Purtroppo rimane, ma francamente non mi pare nemmeno che andando avanti abbiano voglia di cambiarlo. Per cui mettiamo fine a quello che sta accadendo, andiamo avanti e ridiamo la parola ai cittadini. Sarebbe andare a votare con questa legge che non garantisce la governabilità in alcuni casi. Il problema è però uno, questa maggioranza è in condizione di fare un'altra legge, perché la domanda di fondo è quella. Fino ad oggi è una maggioranza che non è riuscita a dare un'unica risposta ai problemi del lavoro, dei disoccupati, dei giovani, non ha dato una risposta su scelte che potevano anche essere condivisibili. Pensate che su un tema come la legge elettorale, dove ci sono interessi fortemente contrapposti, questa maggioranza sia in grado di assumere una decisione e cambiare le cose? Riteniamo francamente di no.